Allora Giacomo, debutto in prima squadra dal primo minuto, un assist e quasi quasi riesci anche a far gol, per cui direi meglio di così non poteva andare. Eh no, è stata una grande emozione partire dal primo minuto perché comunque ho sofferto in queste settimane, mi sono infortunato alla spalla e quindi ho lavorato a parte, comunque sono andato a giocare con la Juniores per recuperare minutaggio, per mettermi in forma e comunque per farmi trovare pronto dal mister, per comunque essere pronto e anche la partita in corso. Io non pretendo di giocare titolare perché comunque sono giovane. Sono qui a disposizione del mister e il mister mi ha dato fiducia oggi e ho voluto dimostrare che me la meritavo. È il bello però che ti hanno acquistato come difensore, invece adesso fai il centrocampista avanzato. Sì, sì, anche grazie a Silvano se sono qui. Sì, mi hanno acquistato come difensore, ma io sarei un po'... sarei un centrocampista avanzato, una mezzala, perché comunque le mie doti sono quelle dell'inserimento, della corsa. Oggi ho cercato di correre molto, come mi ha chiesto il mister, di pressare alto, di non farli uscire e questa cosa è stata forse quello che ci ha fatto vincere la partita, credo, perché comunque l'atteggiamento è stato quello giusto. Senti, cosa significa questo bell'abbraccio che ti hanno dato tutti i compagni che quasi festeggiano, più te che Cesca? No, beh, Cesca è un esempio per tutti perché comunque come si allena lui è proprio da ammirare. Sono contento che i miei compagni abbiano capito che anch'io ho fatto la mia parte oggi e quindi niente, sono veramente contento. Pronto magari anche per scendere in campo da terzo? Lo spero, però queste sono scelte del mister, io sono a disposizione.